La disponibilità da parte della Regione di votare questo patto per la salute è ovviamente una scelta storica che impegna il Governo per 3 annualità, 2014, 2015 e 2016, a stanziare rispettivamente 110 miliardi di euro, 112 miliardi di euro e 115 miliardi di euro, da suddividere tra le regioni italiane. Il patto per la salute tra Stato e Regioni è stretto al termine di un lungo vertice romano nel quale il Veneto era rappresentato dal presidente Luca Zaia. La prossima settimana la firma e la presentazione del piano nel dettaglio, un testo mirato ad una spending review virtuosa che prevede il reinvestimento nel comparto di quanto risparmiato. Un tavolo di trattativa al quale il Veneto si è presentato forte di un sistema sanitario spesso preso ad esempio a livello nazionale. Chiediamo ovviamente al tavolo di premiare le virtuosità, di non premiare la malagestio, di premiare quelle comunità che hanno dimostrato di sapere fare sanità. Una per tutte il nostro Veneto, che è una regione che si attesta come la regione più virtuosa d'Italia. Ma tra le eccellenze del Veneto c'è anche la costante crescita del volontariato. Secondo una rilevazione di Istat e Unioncamere, il no profit Veneto ha fatto registrare una crescita a 2 cifre nell'arco di 10 anni, diventando un elemento cardine in settori come cultura, sport, ricreazione e protezione civile e assistenza sociale. Un Veneto su 5 fa volontariato, un piccolo record. Partecipano alla formazione di un prodotto interno lordo in assenza della presenza spesso di istituzioni che sono letteralmente massacrate nei loro bilanci rispetto a quello che Roma sta decidendo. Siamo ancora quindi i numeri uno per pagare tasse a Roma e ne lasciamo circa 21 miliardi di euro all'anno, e anche i numeri uno per il volontariato.